Buongiorno ai lettori del Messaggero Veneto, ci troviamo nella sede della Safilo di Martignacco, il cui CDA ieri sera ha dato la notizia di 250 esuberi, con la contestuale chiusura dello stabilimento friulano. Ci troviamo qua con Barbara Ugliana, operaia, e con Nicola Sgarellino, RSU CGL. Ebbene, qual è l'atmosfera che si respira in questa situazione Drammatica, drammatica? drammatica, lacrime, rabbia. Ormai abbiamo perso la speranza, perché è un film già visto, ci siamo passati 10 anni fa, abbiamo lottato con le unghie e con i denti, abbiamo lavorato, ci siamo ritrasformati, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Una cosa così non ce la saremmo mai aspettata. Siamo 250 persone su una strada, la maggior parte di noi è donne, quindi dove vanno le donne? Soprattutto nel settore dell'occhialeria, che qui in Friuli non ce n'è, non siamo nel Veneto dove basta attraversare la strada e forse se ti va bene lo trovi. Qui siamo veramente in una situazione sociale, direi alquanto drammatica. Noi adesso ovviamente lotteremo, faremo, ci sarà uno sciopero che dopo Nicolò spiegherà. Ci auguriamo che chi di dovere prenda delle decisioni per quanto riguarda, il nostro futuro, ammortizzatori sociali e quant'altro. Chiediamo anche, se è possibile, l'intervento di Federica, che venga qui da noi ad ascoltare la nostra voce, e se può che ci dia una risposta su che cosa noi dovremmo metterci a fare. Venerdì quindi, Nicola, è previsto uno sciopero da parte di tutti i dipendenti della Safilo Del friulana? gruppo Safilo, sì. No, non solo in Friuli, anche in Veneto. È stato istituito questo sciopero della giornata lavorativa del 13 in tutti i siti produttivi per dare un segnale all'azienda che non staremo certamente a guardare. Perché il piano industriale presentato così come è stato presentato, con 700 esuberi, non è ammissibile. Cioè, chiudere uno stabilimento e dimezzarne un altro. L'unico che per adesso si è, tra virgolette, diciamo, salvato è lo stabilimento di Santa Maria di Sala. Ma se i nostri colleghi capiscono che il problema non è solo di quelli che stanno pagando adesso, perché è un problema globale della Safilo, ci sono volumi, sono scesi da tantissimo, le grandi firme ci stanno lasciando, iniziano a prodursi gli occhiali per conto proprio, quindi non è facile superare questa crisi. È chiaro, il primo segnale lo daremo il giorno 13 e dopo inizieremo a fare un percorso tra il coordinamento RSU di tutta la Safilo, incontrando la dirigenza della Safilo, per rimettere su un tavolo dove cercheremo di attivare più ammortizzatori sociali. E come diceva la mia collega, andremo in regione e sentiremo il presidente Federica e tutto quello che c'è da muovere, muoveremo. Cioè, non può passare inosservata. Un altro, non voglio dire una parola pesante, ma non la dico, abbiamo già vissuto amaramente nel 2009 quello che è successo con 500 licenziamenti. Adesso la chiusura totale dello 500 stabilimento licenziamenti? nel 2009, sì, con una chiusura dello stabilimento di Precenico che erano più di 300 anche lì, quindi abbiamo pagato in Friuli tantissimo e continuiamo a pagare. Infatti nel 2009 50 donne da Precenico e un uomo sono Sì. arrivati qua e avete reinventato il lavoro, Vero. avete reimparato a lavorare. Esatto, perché Martignacco è questo, a livello manuale Martignacco si è sempre trasformato in qualsiasi cosa loro avessero chiesto, con ovviamente obiettivi più che centrati, e quindi per quello per noi è stata una brutta botta. Poi voglio dire, Stabilimento efficientissimo. eh sì, è quello più efficiente. Qualsiasi cosa che ci è andato da lavorare l'abbiamo trasformata in oro. Cioè, non ci siamo reinventati. Da semilavorati in metallo che facevamo, che era proprio microtecnologie, cioè era una roba di precisione meccanica, ci hanno buttato via tutto, hanno buttato in Cina. E dopo ci siamo reinventati facendo assemblaggio e finissaggio, ma siamo stati bravi. Adesso facevamo il grezzo, siamo bravi anche lì. Quindi non si capisce perché proprio Martignacco deve chiudere, o meno, come potevano ridurre l'orario, potevano inventarsi di tutto pur di dire chiudiamo Martignacco. Poi sotto le feste di Natale, non sarà neanche, sì, io spero che sia un Natale di speranza, me lo voglio augurare, perché voglio essere ottimista, se no qui ragazzi non si va da nessuna parte.
chiaro che sarà dura e dobbiamo lottare e dimostrare all'azienda che ci siamo, questo sicuramente. Quindi i 250 dipendenti della Safilo di Martignacco si faranno sentire a partire da venerdì.